Bentornati a un nuovissimo aggiornamento meteo, iscriviti al canale per non perdere i prossimi contenuti. Tempo grigio, spesso nebbioso in Val Padana, con maggiori schiarite sui monti e al centro-sud, con temperature che si manterranno molto sopra la media del periodo. Infatti l'anticiclone subtropicale continuerà nei prossimi giorni a dominare la scena e notiamo anche l'afflusso di aria più umida proprio a partire dalla Francia meridionale. Le condizioni saranno più instabili a causa di questo minimo che dovrebbe poi riuscire ad agire sul Nord Africa. Questo minimo si pensava potesse agire anche sulle Alpi al nord-ovest. Questa cosa nel weekend non accadrà, il tempo risulterà essere stabile se non variabile sul nord Italia e quindi avremo più schiarite, se non comunque tempo sempre spesso nebbioso in Val Padana. Questo minimo quindi scenderà gradualmente e avremo un potenziale rinforzo dell'anticiclone con temperature nuovamente sopra la media e oltre 15 gradi in Val Padana, quindi valori nettamente sopra la media del periodo. Instabilità solo, come vedete, sul Nord Africa. La discesa però viene confermata, sembra proprio da tutti i centri modellistici, di questo flusso d'aria più umida e fresca dalla mattinata di lunedì, che dovrebbe entrare proprio dalle Alpi e riuscire a formare un minimo proprio sul Mar Ligure. Questo minimo dovrebbe riuscire a portare delle precipitazioni anche intense proprio a partire dalla Sardegna. Questo minimo poi agirebbe soprattutto al centro-sud, portando precipitazioni su tutte e due le isole maggiori e su tutta la fascia adriatica e tirrenica del centro e anche il versante ionico. Il nord Italia invece verrebbe lambito dalle precipitazioni, se non qualche debolissima precipitazione nella mattinata di martedì al nord-est. Poi la fase instabile agirebbe principalmente, come vedete, al centro-sud e qui le precipitazioni sarebbero nettamente abbondanti. Se infatti andiamo a vedere le precipitazioni previste, notiamo come la fase instabile agirebbe principalmente, come vedete, sulla Campania, poi anche su parte dei Balcani, il versante ionico e anche quello adriatico. Sull'Appennino si verificherebbero delle nevicate, ma solo oltre i 1800 metri. Il minimo poi agirebbe principalmente verso il nord dell'Africa, precipitazioni in esaurimento proprio dalla serata di mercoledì, e poi il tempo tornerebbe nuovamente stabile tra giovedì e venerdì, ma proprio venerdì notiamo una saccatura dovrebbe riuscire di matrice nord atlantica a portare precipitazioni anche intense nella giornata di sabato sulle regioni settentrionali e quelle del versante tirrenico. Proprio su queste regioni assisteremmo a precipitazioni molto intense. Non verrebbe coinvolto invece il centro-sud Italia. Vedete come l'azione di questo minimo depressionario favorirebbe le regioni del centro-nord con nevicate sulle Alpi a quote però medio-alte. Temperature che in questa fase rientrerebbero in media, se non comunque ancora leggermente sopra media, soprattutto al sud. La ventilazione rimarrebbe di libeccio. Niente da fare, comunque il freddo non verrà pervenuto sull'Italia probabilmente fino alla fine di febbraio. Le ultime missioni modellistiche sembravano deducessero l'arrivo di ondate di freddo direttamente dall'Artico, ma il vortice polare sembra ancora molto compatto e i passaggi perturbati risulterebbero anche rapidi, meno incisivi, con frequenti risalite calde dal Nord Africa anche nella parte finale del mese di febbraio, che al momento risulta davvero essere molto caldo, simile a quello di gennaio. Per maggiori dettagli consultate i prossimi aggiornamenti meteo.